Eccoci col presidente dell'Annonese Victor Louison. Una bella partita nonostante il tempaccio, squadre che si sono divise la posta in gioco 1-1, forse tutto sommato anche il risultato più giusto visto dalla tribuna. Voi ci speravate nell'aggancio o va bene così? Ma noi speravamo nell'aggancio, però diciamo che visto in campo, complimenti alla Giussaghese, una bella squadra ben quadrata. Il risultato diciamo che alla fine sta bene così, anche se noi abbiamo sbagliato un rigore, potevamo fare anche prenderci la posta in pari. Sì, si dice che il portiere è un giocatore, anche lui ha fatto tre parate quasi miracolose, rigore compreso. Voi avete qualcosa da lamentarvi sull'arbitraggio in questo senso? Ma no, è stato un arbitro su questo campo, era difficile giocare e anche arbitrare. No, non ho niente da recriminare, a questo punto sono contento del risultato, il campionato è ancora aperto e io vedo la vetta. Perché il Giussago rimane lì a 3 punti, magari un passo falso lo può anche fare e voi siete lì pronti. Perciò il vostro obiettivo è il passaggio di categoria? Sicuro. Bene, grazie Presidente. Eccoci anche con Andrea De Carlo, assessore allo sport di Annone. Bella partita, tanto pubblico, tanto tifo, 1-1 che trovo tutto sommato equo. L'unico neo, se devo dirla da tifoso perché mi sono inzuppato di pioggia, manca una copertura alla tribuna. È in questo senso che la sto intervistando, perché qualcuno ha detto che è in previsione. Ce lo può confermare? Intanto faccio i complimenti alle due squadre, anche chiaramente prima di tutto all'Annonese. La partita è stata molto bella, visto anche tenuto conto anche del tempo. Per quanto riguarda la copertura, abbiamo finalmente la novità che quest'anno con ogni probabilità verrà realizzata. Abbiamo avuto degli spazi di spesa in termini di patto di stabilità, per cui in questione di amministrazione abbiamo già un progetto preliminare, per cui procederemo da subito. Io la faccio corta, per il prossimo campionato ci sarà la tribuna coperta o no? Tempi, questo da verificare con l'ufficio tecnico chiaramente. Ci possiamo sperare? Io spero di sì, ecco, se non è proprio il campionato, però senz'altro durante il campionato. Allora io ho sentito un po' in giro, lei oltre che assessore allo sport è anche un tifoso e quasi sempre alle partite. Come giudica questa partita? È nello standard della squadra o ha giocato un po' sotto o un po' sopra? No, io ho visto un'ottima partita, dico tecnicamente, l'impressione di Giussago, del Giussaghese, ma anche l'Annonese ha giocato molto bene. Chiaramente questo primo tempo, il secondo tempo il campo chiaramente ha penalizzato un po' il gioco, ma lì si è vista un'Annonese a quel punto è venuto fuori però ormai. Esatto, ecco, per cui penso che il risultato tutto sommato sia giusto. È vero che nel primo tempo forse la Giussaghese ha fatto più gioco, però le occasioni l'Annonese ha avuto più occasioni. Bene, allora ringrazio anche l'assessore allo sport e alla prossima, grazie.